Sono partito alle 8 di questa mattina da Vicenza e praticamente ho trovato la colonna qui e adesso mi fermo un po'. Un'ora per percorrere 7 chilometri, 2 ore e mezza fra il casello di Cadola e Longarone. Traffico letteralmente paralizzato stamani nel primo weekend a Bollino Nero per i vacanzieri. Siamo più o meno distanti 400 metri dall'innesto della A27 con la 51 d'Alemagna. Questa è una delle scene a cui oramai ci siamo abituati, ma che stanno diventando sempre più frequenti in questa calda estate per la viabilità della provincia di Belluno. Buongiorno, posso sapere dove siete diretti? A Cortina. A Cortina. Questa è una gita turistica? Sì, una gita turistica? Sapeva di trovare questo traffico? No, assolutamente no. Non se lo immaginava? No, no. Siamo già a Resi, veniamo da San Donà di Piave, quindi è da circa un'oretta da qua, Siete diretti? ad Auronzo. Sapeva di trovare questo traffico? Allora, sapevo, ma non avevamo alternative e la prossima volta cercheremo di o anticipare o ritardare, ma così è. Fino al primo pomeriggio le auto sono rimaste imbottigliate, a vigilare sul traffico diverse pattuglie della Polstrada. Dall'alto il monitoraggio costante della situazione è stato garantito dall'elicottero dei Carabinieri del 14° nucleo di Belluno. Da dove sta arrivando? Da Treviso, Giavra del Montello. Non si immaginava una colonna del... Non lo immaginavo veramente. Non si è informato prima di partire? Sì, sono informato, una colonna di 15-20 minuti può anche starci, ma una stratoia del genere, che sono anni e anni che è là, non si risolve mai niente. La provincia ha chiesto e ottenuto la presenza dei movieri in corrispondenza dei cantieri stradali sulla 51 e della protezione civile pronta a supportare gli automobilisti, tra i quali l'ipotesi del prolungamento autostradale con un progetto non impattante incontra consenso. Sarebbe favorevole al prolungamento della A27 e dell'autostrada fino al centro? Certo che sarei favorevole. Come no? Altrimenti tutta la gente cosa deve fare? O rimane a casa, se no non si muove. O va da un'altra parte? O va da un'altra parte. Visti i volumi che ci sono di mezzi, sì, sono favorevole perché si inquina di più così che correre e quindi arrivare anche in maniera veloce alla destinazione. Sono favorevole.